Grazie Presidente. No, spiace che non ci sia l'assessore competente che sicuramente ha seguito da vicino la questione. Il problema è proprio quello delle coltivazioni biologiche che sembra non siano per nulla tutelate e agevolate dalla Regione Veneto. Sappiamo tutti che è in forte crescita la domanda di prodotti biologici. Lo dicono tutte le statistiche. Il nostro Paese, cioè l'Italia, ormai ha assunto un ruolo di leadership europea per il numero di operatori, con fatturato, pensate, di 4 miliardi di euro. Recentemente poi è stato approvato in sede di conferenza Stato-Regione il piano strategico nazionale per il biologico. Va detto purtroppo comunque che per la nostra Regione il biologico ci vede un fanalino di coda, perché siamo tra le ultime regioni in termini di fatturato, in termini di superficie coltivata a biologico. Gli operatori della zona del Prosecco d'OCG stanno denunciando pesanti difficoltà nel coltivare i loro vigneti in modo biologico a causa dell'altissima densità di coltivazioni e della frammentazione della proprietà in piccoli e piccolissimi vigneti, posti uno accanto all'altro. Questa vicinanza rende impossibile per gli operatori biologici evitare la contaminazione di pesticidi utilizzati dai coltivatori. Inoltre, abbiamo che la Regione Veneto concede delle deroghe nell'utilizzo di prodotti fitosanitari, come è accaduto nello scorso marzo, ed è successo proprio a un coltivatore di Prosecco in provincia di Treviso che si è visto negare il riconoscimento di prodotto biologico perché era stata rilevata nel suo vigneto la presenza di composti come il boscalin, il demetromorph, il mandipropamil, il metalaxil M. E naturalmente il prodotto non è stato ritenuto biologico. Corazzari per la risposta. Grazie Presidente. In riferimento alle questioni poste dall'interrogante si premette che uno degli obiettivi fondamentali della Giunta regionale, correlati anche alla politica agricola comune, è quello di favorire uno sviluppo sostenibile e in grado di coniugare la valorizzazione delle colture, la difesa del territorio, la biodiversità vegetale e animale unitamente alla protezione della salute umana, promuovendo un uso razionale dei prodotti fitosanitari con la crescita economica delle imprese agricole. Per quanto la supposta impossibilità degli operatori biologici di evitare la contaminazione di prodotti fitosanitari da parte dei coltivatori convenzionali, occorre innanzitutto precisare che l'applicazione di tecniche più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari a ridotta dispersione, soprattutto nelle colture permanenti a sviluppo verticale, quali frutteti e vigneti, previene la generazione della deriva intesa come la quantità di miscela erogata dall'irroratrice nel corso del trattamento che, per azione delle correnti ambientali, viene allontanata dall'area oggetto della distribuzione. In merito all'applicazione di buone pratiche agricole per contenere la deriva, si ritiene che il sistema di formazione obbligatoria per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari previsto dal Piano di Azione Nazionale PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, possa assumere un ruolo fondamentale per la divulgazione delle buone pratiche suddette. A questo proposito, la deliberazione della Giunta regionale numero 2136 del 18 novembre 2014, che detta le disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria, prevede che il programma formativo debba assicurare l'acquisizione delle conoscenze necessarie per l'accesso alla valutazione finale sia sugli aspetti tecnico-agronomici sia sugli argomenti di carattere tossicologico. Particolare attenzione viene inoltre posta alla corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzate alla scelta consapevole ed un impiego appropriato nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare. A riguardo si precisa che oltre 49.000 utilizzatori professionali nel Veneto risultano in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari. Per quanto attiene alla tutela delle produzioni biologiche, il PAN al comma A2.3 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 67 del regolamento CE numero 1107/2009,
Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, in particolare quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attuativi impiegati. Siccome c'è ancora molto testo, la consegnerei. Ho visto che è troppo prolissa, e una raccomandazione che faccio sempre ai colleghi assessori e all'assessore di collegamento con il Consiglio, che devono far sì che le risposte siano contenute nei 5 minuti previsti. Zanoni per la replica. Allora, Assessore, spiace ribadire a lei che la risposta è insoddisfacente, perché non è lei l'autore di questa risposta, perché manca proprio l'assessore Pan. Sta di fatto che nella risposta si fanno riferimento a tutte le norme che regolano questo settore, però c'è un dato di fatto al quale va risposto, che ci sono coltivatori di vino prosecco DOC con il metodo biologico che non possono certificare il vino biologico perché si ritrovano con le proprie produzioni di uva contaminate da sostanze che sono causa della deriva dei trattamenti dei vigneti vicini. Questo è un dato di fatto. La risposta doveva essere: come risolviamo queste contaminazioni? Questa è la risposta che dovevate dare. Lei mi dice, Assessore, che vengono utilizzate tecniche per evitare la dispersione. Sì, adesso ci sono queste tecniche, ma in percentuale quanti operatori, quanti produttori le utilizzano? Sono pochissimi. Sono eccezionali sicuramente questi metodi, perché abbattono veramente di molto l'aerodispersione e quindi la contaminazione. Però resta il problema che nella nostra regione uno che vuole coltivare biologico non lo può fare perché ha la deriva di tutti quelli che coltivano in maniera tradizionale, ovvero con un massiccio uso e utilizzo di sostanze chimiche. Sostanze chimiche che la Regione addirittura, come dicevo prima, agevola, perché addirittura abbiamo previsto delle deroghe per il Mancozeb, per il Folpet, per il Tianon. Solo lo scorso marzo sono state fatte delle deroghe per l'utilizzo di sostanze che normalmente devono essere vietate. Quindi ce n'è molta strada da fare e sono totalmente insoddisfatto della risposta.